Non abbiamo approcciato la partita per niente bene, come d'altronde col Casteldaccio il primo tempo. Si è messa male, poi abbiamo avuto comunque una reazione all'inizio del secondo tempo, l'abbiamo pareggiata, poi abbiamo fatto degli errori individuali clamorosi che ci siamo consegnati alla Parmonval. Chiaramente la Parmonval era ben messa in campo, ha fatto la partita che doveva fare, ha meritato la vittoria pienamente. Noi ci siamo auto uccisi oggi e abbiamo fatto delle cose che non ce le possiamo permettere ed è un peccato perché in 2 partite in casa raccogliamo solo un punto e c'è molto dispiacere. La reazione c'è stata e pensavo che poi la potessimo vincere la partita, però abbiamo fatto un errore individuale imperdonabile e abbiamo preso il gol che erano 4 contro 2, non si può accettare un errore del genere e chiaramente si perdono le partite. Poi il 3-1 chiaramente non fa più testo, però c'è molto rammarico per come l'abbiamo persa, ecco. Che la reazione era quella giusta, ma durata pochissimo. Dopo la partita non si fanno ragionamenti, per ora adesso ci andiamo a casa, resettiamo un attimino le idee e poi martedì vediamo quello che vediamo da farsi. Adesso ci sono partite toste, però dico, adesso cercheremo di rimboccarci le maniche e fare del meglio come sempre. Non c'è stata mai partita, la Parmonval ha meritato ampiamente la vittoria, l'ha legittimata con una condotta di gara ineccepibile, messa bene in campo dal suo allenatore Mutula, ma questo lo sapevamo, che trovavamo una squadra che sa giocare al calcio e che è ben messa in campo. Dall'altro lato sono molto rammaricato perché malgrado la società sta facendo dei sacrifici per far stare bene questi ragazzi e rispettare gli impegni, ho visto un atteggiamento davvero dimesso. Il primo tempo è finito in 0-0, ma ai punti avrebbe sicuramente vinto la Parmonval. Pronti via al secondo tempo abbiamo preso un gol inevitabile, cioè evitabile, successivamente devo dire che abbiamo avuto un sussulto, abbiamo pareggiato con Guaiana, un gran bel gol di Simone Guaiana e abbiamo tentato anche di passare in vantaggio, poi ci siamo sciolti come neve al sole, abbiamo preso una ripartenza dove Martinez è stato bravo a tenere palla, a servire Sami e Dall'Ala non ha perdonato e poi ha fatto un Eurogol Martinez, ma non c'è niente da commentare, è una partita in cui abbiamo perso meritatamente, la prestazione è stata davvero indegna da parte dei giocatori e in settimana prenderemo seri provvedimenti perché la società è una società seria che fa sacrifici per cercare di mantenere, come ho detto, gli impegni e per assicurare loro il meglio per poter giocare a calcio. Loro ricambiano con queste prestazioni e la società in settimana si farà sentire pesantemente perché si può perdere. La Parmonval ha dimostrato in questa partita di essere superiore, ma non scendere in campo o quasi non è assolutamente scusabile, non è la prima volta che succede quest'anno. Allora, siccome la situazione sta degenerando e quindi altro che playoff, qua ci dobbiamo guardare dalla zona playout, prima che sia troppo tardi prenderemo seri provvedimenti perché se qualcuno pensa di venire qua a Castellammare a passeggiare in campo, a divertirsi come se fosse un dopolavoro, forse ha sbagliato società, quindi faremo un'analisi profonda, da martedì chi resterà dovrà dimostrare di meritare la maglia, di sudare la maglia, di allenarsi con impegno e onoreremo fino alla fine il campionato, ma prenderemo seri provvedimenti nei confronti di chi oggi si è fatto una passeggiata in campo piuttosto che giocare con grinta, sangue agli occhi, agonismo, così come ha fatto la Palma, al quale, ripeto, vanno i miei complimenti perché ha vinto in maniera assolutamente meritata e quando l'avversario vince in maniera meritata, una persona che è leale ed è sportiva è giusto che faccia i complimenti.